Buongiorno, ma se l'aspettava di girare oggi in manichetta corta? Ma sinceramente neanche tanto. Treviso, mura da Piazzale Burchellati alle 3:30 di oggi pomeriggio. Quasi 25 gradi, assaggio estivo assolutamente fuori stagione. Ne sanno qualcosa i trevigiani letteralmente spiazzati da una sensazione strana per tutti. Stavo guardando che molta gente che è partita stamattina con dei piumini per andare a lavorare e ce l'hanno tutti in braccio. Tra le altre cose la mascherina comincia a dare anche un po' di fastidio. Sì, ho pescato un paio di persone che con la voglia di libertà ce l'avevano in borsa e ho detto ma la mascherina, ah mamma mia, quindi c'è tanta voglia sicuramente di tornare a un po' di normalità e sono giornate che ti piacerebbe dire me ne vado in montagna o me ne vado anche a Venezia. Poi c'è chi a questi sbalzi è abituata. Ma in Germania ci sono questi sbalzi di temperatura? Anche di più in realtà, Ah sì? sì, Quindi che abituati. più o meno. Che una settimana fa lì facevano meno 20 gradi e anche adesso ci sono 20 gradi. Inevitabile è anche il classico luogo comune delle mezze stagioni. Non c'è stata la via di mezzo. Io ho tanti anni e mi ricordo io abitavo, sono di Milano, quindi avevo i nebbioni famosi. Ma quando si andava a scuola, prima di togliere il cappotto a febbraio, ce ne voleva. E non può esserci uno spicchio d'estate senza i segni tipici della stagione. Siamo già al gelato, eh? Sì? Sì, Con questa temperatura, 24 gradi a febbraio, come la vedete? speriamo non muoiano tutte le piante quando ritornerà il freddo. Siete più contenti per il tepore o più preoccupati per il cambiamento climatico? Allora, il caldo mi fa piacere, devo dire, ma comunque il cambiamento climatico rimane un problema tutto l'anno, non solo perché ci sono 24 gradi a febbraio. Di certo questo tepore pare aver scaldato anche i primi amori. Infine c'è chi puntando alle previsioni il giubbotto non lo molla proprio. Sarà la giornata di oggi e basta, tanto dopo torna il freddo. Per quello si tiene il giubbotto. Certo, non voglio mica prendere il freddo io.